Buongiorno a tutti, oggi a Vabriguccia teniamo conto della nostra natura, dell'ambiente, vogliamo respirare aria pura e Cascavecchi con Pedro e Fanu abbiamo appuntato a te che vi dicono tutto ciò che il giorno fa per tenerla bella e pulita. State con noi, andiamo a ridroare i nostri giucci, andiamo. Bravo! Saluto a tutti! Salute, Francine! Allora, avete già cominciato a lavorare? E siamo un traccio di scalassi appena e facciamo e buppato le sgonfiate completamente. Fa pure con noi, D'accordo, vabbè. sgonfiatevi completamente. Ecco, siete pronti? Shh, shh, piano piano, ascoltate. Shh, 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 shh. Bravi. Dunque oggi la nostra prima marionetta, Pierre-Jean di Velegale, Lisandrina, Andrea e Francesca che mi pare che ha una sorella qui che presenta qui con noi. Ma sono tutti dei adrini questi idee lì. So proprio di Adrina. Allora, io di promo di scoprire la consegna d'oggi. E a scoprire a consegna di Uiorno, sapendo che il nostro tema oggi è aria nuova. L'aria nuova, Tutta una storia. Allora, leggi abbastanza forte, eh? Fa un spot pubblicitario non a salute all'ambiente. O l'ambiente, d'accordo? Fa un spot pubblicitario non la salute o l'ambiente. Adesso è una pubblicità. E allora, Da improvvisare. a improvvisare una pubblicità, allora, chi può muovere giustamente? Di cosa può parlare? Diamangiusca. Diamangiusca? Mangia bene dunque allora. Mangia bene. Posso dire l'ambiente di come preserva a pianeta. Come preserva il pianeta? Sintesi. Come va per essere in forma, in salute? E aggiungi un articolo Dimmi. che ribiava appena l'idea di pubblicità che faceva bisogna male prima di veste, avete troppo mangiato. Bisogna un capo, on parla dell'occhio. Ma forse puoi muovere anche dei nostri spot. Bon, oggi ci tocca lavorare. Allora, io vi lascio lavorare e scappo a trovare Fanu e mi da con noi, eh? Ci troviamo dopo? Ci ritroviamo. Allora, oggi ti lavorate. Allora, oggi andiamo a imparare. Salute, che bella melodia oggi che buongiornate qui, vabbè tu. Ci compiamo. Cerchiamo. Allora, Fanu, sai che oggi è tematica della natura e voglio sapere che aria era in traccia di va, chi è questa canzone? Allora, di una canzone di un collettivo che si chiama Aria Arena e la canzone si chiama Aria Nuova. Se tu vuoi, ti presentiamo. Ma volentieri, mi cantate? Allora, così, cantiamo. Tra me due. Allora. Una letra leggia sburdigata, amore strada poco sfaticata, è una bella con simbolo gra, una rodia mai più rialzata. Vento a nanta curetta, soffiera come non so. Ma cantano queste idee. Magnifico. Proprio, eh? Allora, io ti propongo di fare un affare. Dimmi. Posto che noi siamo quasi come in un concerto, voglio presentare ai nostri telespettatori, il nostro pubblico, i nostri canterini. Andiamo, se tu vuoi. Sono mica cosa. La stessa melodia, voi. Allora, la stessa melodia. Abbiamo Serena. Abbiamo Lena, un altro canterino che si chiama Leandro e poi un'altra canterina che si chiama Marine. Eccoli qui così belli canterini che abbiamo oggi, siamo fortunati, eh? Siamo fortunati. Allora, cantano, ti
so belli e so bravi. E so bravi, hanno tutte qualità, e venaica, diceremo. Allora, chi ti ha il programma? Allora, come programma, mi impara a sapere la canzone, poi dopo mi avere appena so che li conosce, non so che li va, non posso che la natura, so che li va, non si levano della natura, in 2 anni e tutto. Li poneremo tutte queste domande. Allora, per un momento, Zidi, voglio lasciare lavorare con Fanu e io voglio andare a trovare i zidi di la telu, arte plastica, dopo lavorare di me. Adobo. Saluto, Zideli. Salute. Allora, oggi la nostra fabricuccia siamo primorosi della nostra natura. Vogliamo proteggerla, vogliamo respirare aria pura. E oggi il nostro telo è un esempio di ciò che può evacquare romanzole invece di lampare così. Abbiamo pigliato 2 canette di bevande, guardate come queste, abbiamo fatto 2 modelli, vedete? Ci sono 2 espressioni che ho scelto di fare. E soggetti gusti, ci ne aiuteremo per mettere le nostre mine, per esempio. Ci possiamo mettere qualcosa. Cacceremo dunque un medaglia sopra, a vine, ma l'ho lasciato così per un momento, per poi tingere, senza imbruttare, mettere costruito dentro. Allora, come va? Prima, vado a presentare i nostri artisti. Con noi abbiamo Ange-Marie, François-Marie, Jean-Pierre, e di noi Faustina. Siete pronti, Zidè? Yeah. Allora, dinanzi a tutto, come avete visto qui, c'è un'espressione. E io l'ho fatto 2 occhi e una bocca appena aperta. Avete visto? Ho questo modello. Ho fatto un altro modello in 2 che ha bocca, avete visto? Ha bocca differente. E qui l'occhio non sono mica gli stessi. Ho fatto un'altra espressione. Poi, bella sicura, qui è vostra ganette, ne avete una per uomo. Fate ciò che volete. Allora, pigliatevi un filtro nero prima per fargli a forma un disegno che volete. E fate di qualcosa che volete fargli come espressione. 2 occhi strambi, 2 occhi larghi, 2 occhi che fediano davanti. Che volete fargli? Un occhio odioso? L'occhiata così? Indrumati. Addormentati? Così. Allora, valli da occhi addormentati. Allora, fate qualcosa. Chi potrebbe essere espressione? Ange-Marie, tu sei piuttosto azzeso, sei piuttosto contento, come così? Beh. Sei mica? Ange-Marie, tu da 2 anni? In dove stai tu? In Ava In Ava. E in che scuola sei? e al collegio di Baleone. Al collegio di Leone. E tu, François-Marie, da 2 anni? In Ava? D'Ava, di noi, ci sono belle spaziate d'Ava, quella. E siete sempre a collegio anche tu? In 2? Baleone. In Baleone. E tu, Jean-Pierre? In Ava. In Ava di noi e? In Baleone. In Baleone. Siete tutti compagni qui. Invece che tu, Faustina, da 2 anni? Da Iaccio. Da Iaccio. E che collegio hai tu? A Ufesh. Al collegio Ufesh. Ma allora, posto che voi siete in sesta, siete capaci a farci valise e mi pare, con una bella espressione lì, concentratevi. E io sento i zideli al teatro, poi cominciate a fare il nostro disegno di io ad andare a fare a spia. 3 tazze. 3 tazze strette. 3 strette tazze. Sì. Vai bu, Francesca. 3 tazze strette. Aspetta. 3 tazze strette e 3 a 3 strette da. Bravo, a te Andrea. Di cosa diceva? Pip, pip, eliminato. Lisandrina, a te. 3 tazze strette. 3 tazze strette. Nen. 3 strette. A 3 strette tazze. Bravo, a te, Pierre-Jean. Bon, i maschi sono eliminati. Bon, dite, vi propongo di approntare un po' il nostro spot pubblicitario. Dai, aiutami. Lisandrine, metti pure a gheria. Aspetta, ma metti a gheria così. Ecco. Dove metti attenti. E mettiamo una aiguille. Francesca posa. Pierre-Jean posa pure. Lisandrine, tu ti metti qui così, avanza appena. E tu, Andrea, ti metti così. Vabbè. Allora, lasciatemi riflettere. Hai detto un spot non t'ha? La pubblicità. A salute. Non t'ha mangiusca di noi, eh? Non t'ha mangiusca. Allora, vai pure. Chi ce la fa per mangiare bene? Per essere in buona salute, per non mica belenarsi, per stare bene. Tu la mangi a Grova Nostra.
è roba naturale. Bravi. Dove basta fare un altro spot, allora. A muetto. L'ambiente. L'ambiente, allora. Chi ce la fa per... Per salvare la pianeta. Chi? Bravo. Chi ce la fa per proteggere la pianeta? Di Per là. salvare l'umanità. Allora, ribiate. Ma chi ci vorrebbe a fare per proteggere la pianeta? Per salvare l'umanità. Per salvare l'umanità. Tu la fai a scelta. E risparmiare l'energia. D'accordo. Allez, un terzo spot. Non ta salute. Mi faceva pensare a ciò che tagliete in su. E quando tu ti senti male? E quando ti senti male? Chi ce la fa? Chi ce la fa? Dipende quando, per riviste. Per veste, per Natale. Se stai a venire in campo, se stai malaianci. Per Natale. On parla di luce. Allora io ho idee di che si ne ridono, vi abbiate tutti a risa. Allora, e mo va bunto non tai vostri muelli. Tu Faustina che hai fatto, facci vedere a Gaberà. Che hai fatto tu? 2 occhi ben aperti, eh? Sì. Allora, che espressione hai? È contento o non è mica contento? È contento. È contento, fallo vedere, eh? Ma o dove è contento? È come te? Sei contenta tu di seguire oggi? Sì. Buono. E tu, Jean-Pierre, facci vedere appena l'espressione. Allora, o dove che fai? È indormale. È dormentato, dorme? Dormentato. E tu allora, François-Marie, facci vedere o dove. O dove che fai? Contento? È contento. Fallo vedere, donna. È piuttosto contento. So belli i denti, eh? Non so piuttosto meglio, eh? E tu, Ange-Marie, facci vedere o dove. Ah, fa bene. Come è o dove? Ride. Allora ti appena di noi che partono in tutti i sensi, no? Allora, osidi, siete già andata a spaziare nella natura? Sì. Beh, di già cauda. Tu, Ange-Marie, dove sei stato? In montagna. E come hai fatto questo romanzo allora, quando tu sei perduto da spasso? Io piglio un sacchetto e io metto i diceto dentro. Non hai messo tutto il romanzo in un sacchetto? E la nostra cara Faustina è già andata a spasso? Sì. Allora, che hai fatto come spaziata? La ragnasco. E questo romanzo che hai fatto? Un te sacco. E metti in deusaco. Vabbè, bravi, siete tutti primorosi a vostra natura. Allora si dà di ora di bitturi e vostre gannette. Dunque, guardate, ho lasciato su davant le bettanele. Dunque, avete i binelli davanti, pigliatelo abbastanza largo, anche così ci mettete mica troppo tempo. Avete a vostra piccola carta. Mettete dunque il vostro binello appena così nell'acqua. E scegliete il vostro colore e cominciate a pitturare. Vi lascio va scegliere i vostri colori. Dopo scegliere la penna, che non ci sia troppo acqua. Allora, mentre voi lavorate le vostre gannette, che voi tegnite, e voi andate a spia alla teluiganto. Chi farà fanno? A vorresta tra poco straigata. Die una vedra con si può toccare. A poi. Una ruina mai più realizzata. Una ruina mai più rialzata. Magnifico. Uribilio. Ventunanta guletta. A poi. Ventunanta guletta Suffiera come non su. Dalle la lira la leggi. Aí, attacchiamo un secondo. Die una stella di nera lumera. A voi, ripetite. Una stella di nella lumera. A me? Paraiso oramai a budiera. Paradiso mai a buggera. Die l'ombra ghi pe pianurewa. Diero ragimba e pianurewa. E dopo come face? L'estrumalignum non t'alimpicada. A voi. L'estrumania non t'alimpicada. Di ben, Avete appena tremuela?
Osidi, dava piccole domande, di avere se vuoi avere risposte e se così de primorosi di natura. Allora, chi si può fabbricare a parte di bottiglie di plastiche riciclate? Allora, armadi, strumenti di musica o altre bottiglie? Altre bottiglie. Bravi, potete fare dunque, buono diventare altre bottiglie ma buono anche se riciclate per fare cuscini, strabunte e certi bagni per pararci di uvredo. Bravi! Seconda domanda. In due finisce la maggior parte delle nostre romanzole? Allora, in dell'oceano, in uno spazio o nei vusetti? L'oceano. Bravi, avete ragione, perché chi uento trascina tutte le romanzole in dei vusetti, i vusetti vanno a finisce in dei fiumi e i fiumi portano a romanzola in degli oceani. Allora, mentre voi continuate a tenere così, vi propongo di andare a trovare la nostra piccola giornalista Lucia, che è la di noi fa assai spaziata nella natura. Oggi, non so come quando è andata. Oh Lucia, in dove sei? Oggi sono fortunata che mi ne passo a visitare un luogo appassionante, Palermo. Tutto in da capitale siciliana ci rammenta un misto di culture e di epiche. L'architettura di differenti popoli come i musulmani o i normanzi, i nomi come quello di l'anziano quartiere arabo, la Calza, o i stili come quello barocco di Piazza alle Quattro Canti con i suoi palazzi. Anche in da modernità, i siciliani si ricordano sempre della ricchezza della società, come quell'hotel costruito come un palazzo di epica moderna, o un rinnovo della ceramica tradizionale con pitture di maestri di un secolo passato. E spaziando per i garudi, non mancherete di sburlalotti, scontrando artisti stunanti assai. Ecco spirito di Palermo, Francine, una gita grosivia di una storia di un Mediterraneo, ma che continua a sostrarre di aggregazione artistica. Vi lascio che ho visto un'epoca di pasticcerie che mi accozzano l'appetito. A presto, Francine! Grazie cara Lucia, ci siamo campati tornare oggi. Allora noi qui abbiamo gonfio, fate vedere le vostre gannette, vedo che le mani sono piene di pittura. Allora, guardiamo quella di Ange Marie, fammi vedere. È bella, Duia? È simpatica? Quella di François Marie, arancio, è magnifica. Tu hai scelto il colore arancio? Sì. Bravo. Allora, qui abbiamo Jean-Pierre. Jean-Pierre, che usò la sua gannetta e la ormiglia, non si vede più nulla. Qui è appena... gli occhi l'hai appena abituati, Bon, quando si carane avrei meglio. Ci ho lasciato appena zicca, ma di bene. E tu, Faustina, va bere a doia? Ah, arancio, bello simpatico. Ed è travagliatore, Bravi. Allora, così prima di gonfie, abbiamo due altre domande, di avere se siete capaci di rispondere. Tra mezzo a se romanzole, quale sue con si può riciclare? So i sacchetti di plastica, la vostra bottiglia di lavagabelli, il vostro imballaggio di cartone di cereali, I sacchetti di plastica, tutti sono riguardati e dunque riciclati fuori i sacchetti di plastica. Avete ragione. Grazie mille, Osidi. Siete stati bravi. Potete aspettare appena che le vostre gannette zicche, sino io voglio andare a trovare Pedro che mi aspetta per fare appena di teatro. Abeteci, grazie. Francine, Aspetta pubblicità. E compio amico. beh, abbiamo fatto barrecchi perché sono carca io, questi idili. Allora, andate bu. Allora, qui, dove mi posso mettere? Qui? Anche davanti, vuoi mica mettere davanti? Aspetta, mi metto la radio qui. Così mi dici. Allora, Chi ce la fa per mangiare bene? Per i buona salute, per un mica a belenarsi, per i seve. C'ho la mangiare roba neutrale. E roba naturale. e via da vostra piazza. Chi ce la fa per se lavare bien netta?
Ie, per proteggere l'umanità. Ce la fa altra scelta. E risparmia l'energia. E risparmia l'energia. E risparmia l'energia. Eh bien, Chi ce la fa per Sant'Isibè? Ah, chi ce la fa per Sant'Esime? dipende. beh, dipende quando, durante le feste. Ie, per le feste, per Natale. Sta bene in capo, sta bene agli enti. Se te la va bene in capo, se te la va bene agli enti. Per Natale. Oh, mamma Lucio. Questa è una pubblicità naturale, diremo, eh? Oh, bravissimi, sti zidili sono tercali. Braie. Oh, zidili. Io penso che ci vorrebbe, posto che li so veramente di Adrien, imparare un'ultima affare. Ie? Imparare a salutare. Ah, Allora. questo è importantissimo, Hop, eh? I bigaccio. buongiorni sappiamo fa. Gaulini. Ma i saluti di Adrini. Facciamo così. Vabbè, allora zidili, venite, eh? Ci mettiamo tutti metti- accanto, ci teniamo a mano. Francine, allora zidili, ecco, di Francesca che comanda, eh? Attenti, così, fidiamo pubblico. Aspetta, ci ma stringi a pen, fidiamo pubblico, così. E Torno un'altra volta. un'altra volta. E dopo ce la sempre va così per ringraziare la tecnica. In un teatro c'è sempre la tecnica. Ecco. Bravi. E poi, sapete donne a quale ci vuole ringraziare? A quello che fa la regia, che fa il suo spettacolo. Qual è qui? Chi va messo in scena? Il nostro Pedro. Abbiamo fatto poco a fare oggi, Bravi, perché oggi sono te. quelli che hanno fatto tutto. E io mi sono campata a dire proprio, ma mi tocca scappare, mi tocca andare a cantare torno appena a Gufanu, Babraccio, Abedegi. Abed. Ciao, Francine, a dopo. Ciao. Milla. So qui, Allo. so qui, bisogna cantare da un mattello. Ha Chi fatto ne hai anche pensato? spia, ma manco vista. E io sì. Tu mi hai visto? Ie? E tu vedi tutto. Allora, Bon, ti vemo sempre appena al lavoro. volentieri, volentieri. On dit ci cantiamo la seconda strofa. Yeah? E 3, 4. C'è una stella di nella lumera, paradiso ormai a bugiera, che l'ombra di vale pianure va, le suma linea non olimpica. Vento a notaguletta su fiera come non su, d'arena la livida rendegi vivi. Ma di proprio avete avanzato, Abbiamo avanzato, eh? Sempre da complicate queste parole, no? Ah, sì, perché Come trovate? ci ha lavorato la pena. Allora, io volerebbe sapere, posto che non parliamo di natura, Yeah. se si idee ci vuole una natura, quella che basta sulla natura. Marina, ci vuoi tu? Tu, due vuoi, che fai come spassigliata? Bogo a promina a ula cu Dioniolo. Ah, di vera che tu sei neolinca, dunque conosci appena il rugione. Allora, Leandro, tu ci vuoi a spasso? Ie. In due vuoi? A Mindifaro, a Canta Marignana. A Canta Marignana, dimmi appena, come ci vuoi qua là? Beh, ci vuoi a Peri. Mm? Faccio sortire qua là. Con quale ci vuoi? Babbo e mamma. Di lunga questa spassigliata, quanto tempo ci metti per giungere? 3 ore. 3 ore? 2 ore. 3 ore. Vabbè. Allora io viado. E i muscoli? E come da pronti per andare qua là? Beh, più un spuntino. Ah, chi metti nel suo spuntino? Beh, sandwich. Ie? E acqua. E appena di frutta o mica? Ie. Tu ci vuoi a spasso, tu ti ne Vuoi. ma tu ci vuoi? No. No, tu chi fai? Conosco mica, non faccio che suona di chitarra io. Bera, hai visto? Ci vuoi fare qualcosa? Portalo con te la prossima volta, che ne D'accordo. dici? Ie? Vogliamo. Udiami, eh? Allez, cantiamo. C'è una Leccia, leccia scordigata, amore strada poco sradicata, c'è una pedra così potruga, una lunina mai più rialzata. Vento a notaguletta su fiera come non su, d'arena la livida rendeggi vivi.
Ci siamo campati Ci da siamo oggi. campati. E tu sono sempre di un incontro. Ah, ringraziati. E io vado a trovare Pedro che stiamo da fare una piccola spasigliata in natura. A vedegi! A vedegi! E quando strava Briguccia e compia Beroglie. Speriamo che Bobisi de campati in quanto a noi. Chi ne dice tu? Ah, io mi so campo. Erano due idee oggi. Allora, io dico che ci andiamo in montagna. Chi ne dice a spassigliare in natura? Ah, di ore e tempo mi pare. Mi pare anche a me. Speriamo che Fanu riuscisse a trovarci. Vi dico a presto per un'altra Fabriguccia. A vedegi!